Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Salve amici di vini friulani, sono Wayne Young, la Taverna Friuli Wines, come siete? Oggi siamo in Isonzo con Marco Gallo di Masuta Rive e parliamo tantissimo di Pinot Nero. Che cos'è di Pinot Nero che fa questo sogno, questo pazzia praticamente? Conosco delle persone che sono innamorati con quella prima grandissima Borgogna che l'hanno assaggiato e spendono tutto il resto della vita e tutto il resto dei soldi cercando quell'esperienza un'altra volta. Pinot Nero fa questa pazzia alle persone. E anche agli enologi. Io ricordo molto bene una degustazione di Pinot Nero con Emilio Del Medico, il mio grande amico enologo qui in Friuli Venezia Giulia, quando lui ha detto questo posto potrebbe essere bellissimo per un grande Pinot Nero. E io non credevo a quella volta, ho detto voi enologi sono sempre pazzi, voi enologi vogliono sempre avere questo Pinot Nero nei posti dove non viene bene. Però ho cambiato idea, devo dire, perché assaggiando diversi Pinot Neri qui di Friuli, e soprattutto quello di Masuta Rive, io credo che si può fare un grandissimo Pinot Nero in questo territorio, e ci sono dei grandissimi Pinot Neri in questo territorio, e spero che ci sono altri produttori che credono in questo vitigno francese, questo vitigno difficile, e trovano i posti adatti per fare grandi Pinot Neri. Ok ragazzi, basta per adesso ci sentiamo questa bella conversazione con Marco Gallo di Masuta Rive. Eccoci qua, sono qui nella Tasting Academy di Colli Orientali e con Marco Gallo di Masuta Rive. Grazie Marco per essere qui con noi oggi. Grazie a te Wayne del bel invito che mi hai fatto, della proposta che mi hai fatto, ed è un piacere appunto essere qua con te a parlare di vino e degustare anche un buon vino insieme, un bel calice. È tanto insieme. tempo in anticipo che l'abbiamo pensato di fare questo, era, non lo so, forse un anno fa che sono venuto da te. Se non è un anno manca poco, però fra le vicissitudini dell'annata e tutto, lavori, vendemmia, quindi abbiamo finito, adesso siamo più tranquilli, quindi sì, è vero. Finalmente riusciamo adesso ricordo a fare che c'era tanti lavori, nuova nuova cantina, tutto quanto. Come sta andando tutti quelli? Allora, i lavori della cantina li stiamo ultimando, ormai siamo in dirittura d'arrivo, mancano piccoli particolari da ultimare, quindi anche la nuova cantina finalmente dopo 4 anni di lavoro, si può dire, 4 anni di costruzione, finalmente terminata. Un grande passo per noi, per la nostra azienda, perché è un valore aggiunto che ci permette di lavorare in maniera più comoda a noi, a livello di cantina, a livello di struttura, ma anche qualitativamente sui nostri vini, sia bianchi che rossi, ci dà maggior tempo e maggior spazio per migliorare anche la qualità dei prodotti, perché appunto ci dà più spazi a livello di cantina, quindi di serbatoi, quindi di stoccaggio, di affinamento e tutto quanto, quindi non ho più gli spazi ridotti, anche i tempi ridotti che avevo anni fa, e quindi lavori con molta più calma già dalla fase della raccolta delle uve. Difatti ci ha permesso di cambiare tutto il conferimento dell'uva, quindi aumentato la qualità di selezione delle uve e di lavorazione delle uve, e di conseguenza poi anche avendo un maggior numero di serbatoi, maggior stoccaggio e tutto quanto, possiamo affinare
maggiormente i nostri prodotti, andare in bottiglia con un prodotto bello, completo, elegante. Ti dà questo altro dimensione di flessibilità, un'altra dimensione. che non hai la pressione, cavolo, devo svuotare quello perché sta arrivando quello, esatto, o devo devi fare questo lavoro perché devi imbottigliare, devi vendemmiare, quindi devi fare spazio. Invece adesso gli spazi ce li abbiamo, e anche a livello di magazzino di bottiglie finalmente abbiamo un buon magazzino, e quindi riesci anche ad affinare per più tempo le bottiglie, e quindi anche il vino rimane il giusto tempo nella bottiglia, e quindi viene dato al consumatore finale quando per noi è il momento ideale, quindi quando il vino è pronto ed è buono da essere consumato. Allora, parliamo un po' della posizione dell'azienda, perché per quelli che non capiscono dove si trova Masud Darive, stiamo parlando di Isonzo, no? Noi siamo nella DOC Isonzo, appunto nella valle dell'Isonzo, ci troviamo a Mariano del Friuli, e siamo proprio nel cuore della DOC, ai piedi del Coglio. Siamo a 4 km da Cormons, quindi della zona delle colline del Coglio, e a soli 10 km dal confine sloveno. Okay. Quindi siamo molto, molto vicini anche al confine, e proprio vicinissimi, 1,5 km, 2 km dal fiume Isonzo, che è lo storico fiume della nostra vallata, dove prende appunto il nome la nostra DOC. Mariano, appunto, territorio pianeggiante, composto da 3 diversi tipi di terreno. Abbiamo una fascia centrale che è un medio impasto, quindi ricco di elementi di microelementi, soprattutto ferro. È un terreno, si può dire un ferretto, quindi ottimale per i vini rossi. È una piccola parte anche dove ci sono presenti delle argille e delle ghiaie, quindi andando man mano quando si scende verso il mare, si può dire, i terreni diventano sempre più sciolti, e quindi terreni più ghiaiosi. Ok, allora questi sono i 3. Allora, rosso, feroso, esatto. Argilla, dove abbiamo appunto i rossi ghiaia sul terreno centrale, in poche parole. I bianchi invece sono divisi su tutti e 3 i terreni, perché lì sul bianco ci danno diverse complessità, perché magari l'argilla ti dà più struttura, quindi più corpo al vino, il medio impasto ti dà una bella complessità, bei profumi, belle strutture, eleganza, tutto quanto. Il terreno ghiaioso più sciolto invece dà più profumi, e quindi quando tu vai a unire lo stesso vino, mettiamo a caso un Sauvignon che viene coltivato un po' nell'argilla, un po' nel medio impasto, un po' nella ghiaia, è una bella complessità, una bella eleganza, e quindi ti crea un bel vino equilibrato e completo, e questo per noi è molto importante, è un fattore di qualità al quale ci teniamo particolarmente, perché cerchiamo di dare su tutti i vini, sia bianchi che rossi, eleganza, finezza e equilibrio e complessità, quindi un bel prodotto sempre di alta qualità. Mi piace tantissimo questo, perché spesso cosa succede quando si parla di vino? Si parla anche di questi suoli, no? Ok, facciamo un po' su questo tipo di suolo, questo ha questo, però è raro che viene spiegato esattamente l'effetto di questo terreno sul vino finale. È molto importante. È molto importante, guarda, io e mio fratello... Però non comune. Non è comune, però ti dico, io e mio fratello siamo la 4ª generazione che gestisce, che cura appunto l'azienda. L'abbiamo ereditata da mio papà, che a suo tempo è ereditata dal nonno e quindi dal bisnonno, e già mio nonno e mio bisnonno, senza aver fatto studi agrari, scuole, perché lì arrivavi all'elementare, facevi un po' di scuola, per fortuna dici che sapevano scrivere, però loro dici nella loro ignoranza, nostro nonno ci ha sempre detto: mi raccomando, quelle varietà lì vanno piantate su questo terreno, le altre varietà vanno sull'altro e le altre su quello. Perché già loro, senza aver fatto studi, analisi dei terreni, quindi tutta la scuola, studiare appunto tutte le cose geologiche, la formazione del terreno, quello che può darti un terreno, loro vedevano per esperienza, quando avevano piantato certi vitigni su determinati terreni, davano un risultato scadente. E quindi nostro nonno ci ha sempre detto, come mio bisnonno a mio papà, stessa cosa, ha sempre detto: mi raccomando, se devi piantare quella varietà lì, va su questo terreno ti dà questa caratteristica, quindi stai attento a quello che fai.
E questo è solo una conoscenza che è venuta con il tempo. Esatto, esperienza fatta col tempo. Okay. Noi adesso ormai chi è agronomo, chi è enologo, comunque studi, impari, fai l'analisi del terreno e tutto, conosci i terreni, la struttura, come sono fatti, chimicamente, fisicamente, tutto quanto. Una volta piantavi e l'esperienza appunto ti diceva sì, questo va bene, questo non va bene, questa varietà è buona, rende, non rende. Quindi nella loro ignoranza è una cosa che è sempre stata fondamentale. Esatto. E questo secondo me, e correggimi se sbaglio, questo doveva venire non dall'esperienza di un viticoltore o un vignaiolo, ma lui parlando con i vicini di casa, assaggiando i vini dei vicini di casa, dicendo, lui ha messo quel rosso su quel terreno lì e la sua viene molto bene, la mia l'ho messo su un'altra che forse non è proprio il migliore. E dopo forse la prossima volta che fai un vigneto nuovo si emula questo. Allora c'era un scambio di informazioni tra quello sì, perché i comunque, vignaioli. Sai, adesso le aziende sei un'azienda singola. Una volta la famiglia erano più persone che erano nella stessa azienda, quindi si viveva tutti assieme. C'era una gestione aziendale diversa perché eri tutta la famiglia. Adesso magari da una famiglia ti nascono anche 2 o 3 aziende volendo. Certo. Una volta appunto il vino era una cosa da pasto più che commerciale. Avevi il filare che ti faceva da confine, quindi divideva i territori. Era un'altra cultura del vino, adesso è una cosa più commerciale. Certo. La produzione del vino, però già all'epoca dici quel po' di vino che facevo a casa lo vendevi magari anche nella frasca che avevi a casa e quindi per berti il bicchiere la gente che veniva a bere, e cercavi di curare al massimo la tua qualità, perché se avevi un buon bicchiere attiravi più gente. Certo. E quindi poi assaggiavi i vini dei tuoi competitor, si può dire, dei tuoi colleghi, tutto quanto, e lì c'era un interscambio di idee, di pareri, e quindi anche si può dire una sfida su chi lo faceva più buono. E quindi lì provi, vedi, lui e i vigneti là, la mia è più buono non del gli tuo. viene bene, il mio viene più buono, e quindi era tutto, si può dire, questa sfida così interna al paese. Perché dico, Mariano è un paese piccolo, siamo un paese da 1500-1600 abitanti. Ad oggi, 2023, è rimasta una sola frasca. Anche mio papà all'epoca, i miei nonni, erano partiti come tutti con la frasca. Era la classica azienda friulana, avevi l'allevamento di bestiame e una piccola cantina dove il vino appunto veniva fatta la mescita a casa nella frasca. Ok. E mio papà fino al 72-75 il vino lo vendeva lì. Poi piano piano nel 79 ha iniziato a imbottigliare da piccoli numeri di bottiglie, partito con le prime 5.000 bottiglie, continuando a lavorare anche con lo sfuso, quindi quello da Damigiana, a servire osterie, bar e tutto quanto, e lì piano piano è cresciuto fino a che abbiamo sospeso la produzione di vino sfuso. Okay. Siamo passati solo alla bottiglia ed ora io e mio fratello produciamo quasi 150.000 bottiglie all'anno, quindi sono numeri più importanti rispetto a quelli di un tempo. Quando avete smesso di fare il fuso? Allora, lo sfuso siamo stati a inizio anni 90, quando mio padre nell'88 ha chiuso la stalla, ha deciso, perché ha detto devo prendere una scelta, o continuo e mi specializzo sulla stalla o sulla cantina. Ok, lui ha detto, c'era questo bivio. Esatto, c'era il bivio, nell'88 c'era la crisi delle quote latte, problemi col latte, c'era tanto lavoro e non veniva ripagato al giusto prezzo, e quindi ha detto opto per il vino e quindi mi specializzo sul vino. Lì già un grande passo per me e mio fratello è stata la scelta di mio papà di puntare subito alla qualità. Quindi io e mio fratello non ci siamo dovuti scontrare con mio papà, che con mentalità vecchie poteva avere la mentalità di fare quantità e quindi non voler puntare sulla qualità. Cosa che invece è successa fra mio papà e mio nonno. Grandi baruffe, grandi discussioni, perché appunto mio nonno era quelli che se puoi attaccare un grappolo sulla pianta
Ben venga. Mio papà aveva iniziato a diradare, quindi già a piegare metatralci per mio nonno è stato un trauma quello lì, perché quindi grandi litigi, grandi discussioni. Forse l'abbiamo parlato di questo quando ho fatto la visita. Quando siamo trovati in azienda ne avevamo già parlato. Ho raccontato dei signori che sono venuti per fare il diradamento, che all'inizio della fila, anche se sono stati istrutti bene, ok, tu togli la metà della produzione, quando arrivi nella fine delle file si vede che hanno buttato giù 1 o 2 grappoli solo, perché no, ma questo uva è bellissima, è sana, perché lo butti via? Non hanno capito che per fare qualità, esatto, devi farlo, purtroppo è una cosa fondamentale. Vedi che sono tanti grappoli belli e tutto, però se vuoi un prodotto di qualità devi metterti la mano sul cuore, purtroppo, e decidere di dimezzare, o anche più della metà dei grappoli finiscono per terra, perché mettiamo caso sul Merlot, che è molto produttivo. Ok. Dei nostri grappoli noi pieghiamo un tralcio a Guyot, lasci 7 gemme a frutto. Ok. Il Merlot ti produce anche 18-20 grappoli, perché ti fa 2-3 grappoli per gemma. Noi lasciamo sulla pianta 5 grappoli, quindi è più della metà dell'uva che va per terra, quindi porti a casa un prodotto bello concentrato, importante, ma per avere un Merlot di qualità, appunto, è un discorso che devi fare. E il comportamento per esempio, stiamo parlando di Merlot, sarebbe diverso in un posto come Collio o Colli Orientali sulla Ponca? O... lì allora potrebbe essere diverso, perché sono terreni diversi. Ok. Noi giù nella pianura abbiamo magari un terreno più ricco, quindi la vite spinge un po' di più, come più vigoroso, più vigoria, appunto, più produzione di foglie, e tutto ti dà anche una produzione maggiore di uva, e quindi devi ridurla per avere un bel prodotto di qualità. In collina, su una ponca, dove la vite è un po' meno vigorosa, ti produce magari già anche grappoli in minor numero e anche grappoli magari più piccoli, più spargoli. Allora lì, invece di lasciare 5-6 grappoli, puoi lasciarne anche qualcuno in più, perché appunto se il grappolo è più piccolo e più spargolo, non hai il bisogno di lasciare appunto 4, 5, 6 grappoli per pianta, o tagliare le punte o le ali dei grappoli, quindi puoi lasciare anche il grappolo intero. Poi dipende dalla fertilità del suolo e dalla vigoria della pianta. Ok. Hai parlato del nonno, allora è stato lui che ha cominciato con il mondo del vino e va ancora più indietro? Allora, noi appunto abbiamo ereditato l'azienda dal nonno e dal bisnonno, dove appunto avevi la classica azienda friulana, allevamento di bestiame e di vino, avevi la stalla e la cantina, e il vino appunto lo vendevi a casa. Poi mio papà dall'88 ha deciso di specializzarsi solo sul vino, quindi lì è partito. Bisnonno che ha cominciato? Il bisnonno ha iniziato, perché lì dove la nostra sede aziendale c'era nostra famiglia, ma anche altre famiglie Gallo, appunto, che poi si sono divise, appunto, i nostri vicini erano tutti fratelli del mio bisnonno, anche tutto, lavoravano tutti insieme. Poi piano piano si sono divisi, ognuno si è creato la piccola aziendina, che qualcuno esiste ancora, qualcuno ha cambiato tipo di lavoro, non tutti hanno seguito la parte agricola, ognuno ha fatto la sua strada, e quindi alla fine di questa grande famiglia che eravamo nella nostra corte siamo rimasti noi come azienda e un nostro cugino che è un piccolo produttore di uva che vende l'uva. Ok. Quindi siamo rimasti in pochi della grande famiglia a condurre appunto ancora vigneti e campagne. Correggimi se sbaglio, però c'è una storia particolare su questo cognome Gallo da te. Allora, noi... Ricordo bene? O io ricordo un aneddoto o un qualcosa così su questo cognome? No, Gallo, Gallo è appunto il nostro cognome, ed è uno dei cognomi più presenti nel nostro paese. Siamo una delle famiglie maggiormente presente appunto come Gallo a Mariano. Il nostro cognome è uno dei più diffusi anche a livello italiano. Certo. Si dice che il Piemonte e la Campania siano le 2 regioni con il maggior numero di Gallo nella popolazione, e per noi è diventato famoso, si può dire, a inizio anni 90, quando abbiamo iniziato a commercializzare i nostri vini negli Stati Uniti.
Con il nome Gallo. Con il nome Gallo, dove negli Stati Uniti c'è una potenza del vino. Sì, c'è questo mostro, che si chiama Gallo. Godzilla. Esatto, e loro sono l'azienda produttrice di vino più grande al mondo, si parla di 1 miliardo e 900 milioni di bottiglie, quindi numeri veramente importanti, dove in America, sul territorio appunto americano, il marchio è registrato e quindi nessun prodotto commerciale, che sia vino, che siano scarpe, tavole di legno, quello che vuoi, non può essere commercializzato con il marchio Gallo. Gallo, wow. Negli anni passati, appunto fine anni 80, noi avevamo già visto il cambio di 2 realtà Gallo. Una è un nostro cugino che è bello famoso, che è Vidi Romance, quindi Gianfranco Gallo. Lui è stato il primo dei nostri a cambiare il nome dell'azienda, appunto, dove l'azienda Gallo Gianfranco è diventata Vidi Romance, sempre per il discorso dell'esportazione in America. È un marchio ancora più importante, è il Gallo Nero, quindi il consorzio del Chianti Classico, c'è anche quello, dove anche loro hanno perso il nome con una causa che è costata un bel po' di soldi all'epoca, fine anni 80, hanno perso la causa con la Gallo Winery e hanno dovuto cambiare il nome del consorzio, quindi da Gallo Nero, dove dici è un consorzio, un marchio storico, secolare, tutto quanto, con la storia e l'importanza che ha, anche loro hanno perso, e adesso il consorzio da allora si chiama Consorzio del Chianti Classico, e come puoi vedere sulle nostre etichette, sulle etichette di Gianfranco, sul Chianti Classico, il disegno del gallo c'è, esatto. Perché appunto l'immagine può rimanere. Però anche quella però è vincolata, perché la parola non puoi assolutamente usarla. Wow. Anche il galletto non deve essere troppo simile a loro. Quindi devi stare molto attento per noi quando ci imbattiamo sul mercato americano, se fai delle modifiche o qualcosa, che non compaia assolutamente il nome Gallo, ma è importante anche il galletto che c'è in etichetta, che quindi richiama la nostra famiglia. Sì. Anche quello lì non può essere troppo simile al loro. Quindi loro sono una potenza e quindi lì non si scherza. Lì non puoi sgarrare, una cosa molto, molto importante, e quindi devi fare la massima attenzione, perché vai a rischio che oggi arrivi il vino a New York e domani mattina ti arrivi già la chiamata dell'avvocato. Pensa a te. Della famiglia Gallo, perché lì veramente sono molto attenti su queste cose. Hanno occhi dappertutto. Hanno occhi ovunque. E da lì appunto per noi è stata la scelta del nuovo nome aziendale, perché l'azienda portava il nome di mio papà, che era Gallo Silvano, e nel 94 è nata appunto la Masuda Rive per poter esportare i nostri vini negli Stati Uniti, e dove Masuda Rive indica il nostro vecchio soprannome di famiglia. È questo che stavo pensando. Ok. Quindi adesso ti do una nozione. C'era questa vaga memoria che l'abbiamo parlato del nome della tua famiglia. Ok, vai sul avanti. nostro nome. Bravo. Allora, partiamo dal termine Masut, dove Masut li puoi trovare sia a Mariano, quindi le famiglie Gallo a Mariano sono tutte chiamate Masut, ma anche a Cormons ci sono i Masut, anche se non ci sono i Gallo. Questo perché noi con gli atti notarili della Chiesa siamo risaliti fino al 1528, dove a Cormons risiedeva un Tommaso Gal, quindi con 2 L senza la O, che era detto Masut. Ok. Questo termine Masut, proprio sugli atti notarili segnato sull'atto, era una persona di piccola statura, quindi diminutivo italiano era Tommaso Tommasino, dialetto friulano Tommaso Tommasut. Tommasut, ok. E da lì nasce il termine Masut. Nel 1740, lì all'incirca, un discendente di questo Gal si trasferisce a Mariano. Ok. Nella trascrizione dell'atto diventa Gallo. Quindi a Cormons ci sono le famiglie Gal e a Mariano ci sono i Gallo. Ok. Sempre chiamati Masut, e noi siamo Masuda Rive
perché ogni Masud, quindi ogni famiglia Gallo, aveva la sua denominazione poi, in base a fatti successi, a dove abitavi, tutto quanto. Dove abbiamo la sede aziendale noi, passava la vecchia strada statale ed era una strada di ghiaia. Sul nostro portone c'erano 60 centimetri di salita, quindi noi eravamo il Gallo della salita, era il punto più alto del paese. Da questo appunto la rive in friulano indica la salita, e noi siamo Masud da Rive in quanto eravamo il Gallo della salita. Allora, praticamente questo è il nome della tua famiglia. Esatto, il vecchio soprannome di famiglia. Soprannome, sì. con l'indicazione di dove sei. Di dove siamo, esatto. Con chi devo parlare? Con Masud. Ma quale? Quello Masud da Rive? Sì. Quello lì sopra. Okay. Difatti quando tu ai vecchi, io mi ricordo ero bambino, parlavi con i vecchi, ti chiedevano chi sei, sono il figlio di Silvano Gallo, ti guardavano e ti dicevano chi? Figlio di Silvano Masud. E allora lì iniziavano tutte le storie. Allora, no? Ma una volta, più conosciuto appunto, come Silvano Masud invece esatto, di Gallo. Pensa a te. Ognuno una volta ti conoscevi per soprannome. Certo. Adesso invece sei Gallo di Masud da Rive. Una volta tu eri Masud. Bello. Quello era il tuo nome. E tu sei entrato dentro questo bellissimo mondo di vino quando? Quanti anni fa? Allora, guarda, nel 92 è entrato in società mio fratello Fabrizio, assieme a mio papà, e io nel 2002, finito gli studi di enologia a Cividale, ho preso il posto appunto di mio papà e sono entrato in società con mio fratello. Quindi da fine 2002 ufficialmente siamo dentro in società assieme a mio fratello, ognuno con i suoi compiti, perché appunto negli anni ci siamo suddivisi i compiti, chi segue la produzione, chi segue la parte commerciale, amministrativo, burocratico, perché ormai l'azienda cresce ed è giusto che ognuno prenda il suo ramo in modo da gestire bene il lavoro che devi fare. Io mi sono accollato negli anni la parte produttiva e quindi anche quella che mi piace di più, perché il commerciale, ti dico, lo faccio, ma non è la mia grandissima passione, quindi preferisci stare fuori in cantina o fuori nei vigneti libero. Tutti e due, cantina sì, cantina e vigneto. Sì. Non è che tuo fratello fa vigneto allora, e tu fai più cantina. Io seguo più la produzione, Fabrizio anche gli piacerebbe continuare la produzione, ma lui essendo partito prima di me, 10 anni prima, aveva già in mano tutta la parte burocratica e quindi gli ho lasciato tutte le carte a lui. E stessa cosa, anche se quella parte commerciale la segue quasi tutta lui, coadiuvato appunto da altre persone, e io mi sono preso tutta la parte produttiva. Inizialmente avevo iniziato a seguire il mercato estero, poi piano piano crescendo con l'azienda non riuscivo più a gestire i vari lavori, quindi mi sono dedicato più alla parte produttiva. Da un paio d'anni abbiamo anche Mattia, un nostro collaboratore, che ci dà una mano appunto sulla fase di cantina, si può dire, lì. Però possiamo dire, sono io sì che seguo la parte produttiva, la cantina la seguiamo comunque sempre assieme, quindi siamo io, mio fratello e Mattia, quindi tutte le decisioni vengono prese sempre assieme, non è che ognuno fa di testa sua e si fa quello. Vuoi fare qualcosa, si valuta, se ne parla sempre assieme. Siamo un team, una squadra bella giovane, con le stesse idee, che quello è fondamentale. Anche i ragazzi nuovi che abbiamo fuori, persone fisse che sono fuori in campagna e tutto, anche l'ufficio, parte commerciale, tutto fatta di persone, gente giovane, con voglia di fare e tutti con lo stesso ideale. Quindi si lavora in team, un bel gruppo, siamo una famiglia, perché dici non è un gruppo di lavoro ma è una famiglia veramente, perché ti trovi, vai fuori a cena, vai a farti l'aperitivo assieme. Bello. E le decisioni le prendi assieme, e cosa importante anche che non è che io e mio fratello siamo i padroni e quindi decidiamo noi, ma se tu hai un'idea che può portare una miglioria alla qualità del prodotto o allo stile di lavorazione dei vigneti o anche sulla fase commerciale, è giusto che tu lo dica. Certo. Perché allora lì valuti insieme, provi, se poi va bene, ben venga. Bene, esatto. Se è andata male, hai provato.
perché fino a che non provi non lo sai, quindi nessuno, non viene mai, l'idea di qualsiasi persona che lavora con noi non viene mai accantonata subito, quindi tu me la proponi, mettiamo in prova, vediamo, e poi da lì si parte, perché può darsi che magari anche da una stupidaggine che può nascere così per scherzo riesce a ottenere un bel risultato. Quindi siamo sempre aperti a tutti i consigli dei nostri dipendenti, dei nostri collaboratori, non sempre possono dire le loro idee in qualsiasi momento, in qualsiasi settore, si può dire. Quando siete cominciati di lavorare insieme, no? E c'era una visione per l'azienda, c'era una strada che volevi prendere, allora facciamo, non lo so, vogliamo fare grandi rossi o vogliamo concentrare sui vini bianchi, o c'era qualche, non lo so, concetto per l'azienda quando avete cominciato? Allora, guarda, quando mio padre ha deciso di dedicarsi solo al vino, l'azienda aveva 4-5 ettari di vigneto, dove avevi 40, meno del 50% di uva bacca bianca, che per il Friuli è una cosa molto strana. Sì, solitamente. Perché appunto il Friuli, patria dei vini bianchi, solitamente hai 85-90% di bacca bianca, se non addirittura il 100%. Mariano invece è una zona famosa per i vini rossi, quindi c'è sempre stata una grande produzione di vino rosso dove producevi Merlot e Cabernet. E mio padre ha creato l'azienda appunto con il Merlot e il Cabernet Franc. E questo si può dire, fino a 20 anni fa noi producevamo 55% di vini rossi, 45% di vini bianchi. Poi crescendo a mano col mercato internazionale e tutto, il Friuli è conosciuto come vino bianco e quindi adesso siamo arrivati a 70% di vini bianchi e 30% di vini rossi. Ok. Quindi è aumentata la produzione di vini bianchi con l'impianto appunto di nuovi vigneti per la crescita appunto del vino bianco, ma come azienda friulana appunto dico un 30-35% all'anno di produzione di vini rossi è sempre una percentuale importante di produzione di vini rossi. E mio padre all'epoca, fine anni 80, con alcuni colleghi enologhi e produttori di vino, aveva fatto diversi viaggi, tour enologici fra Austria e soprattutto Borgogna. E lì in Borgogna mio padre si è innamorato di un rosso importante, un certo Pinot Nero. Pinot Nero, wow. E questo febbre è un vino una che malattia. gli è entrato prima in testa e poi nel cuore. Ha detto: Mariano è famoso appunto per i vini rossi, vengono bene i Merlot, vengono bene i Cabernet, perché non provare col Pinot Nero? Perché no? E così nell'85 pianta i primi 5.000 metri di vigneto di Pinot Nero. Siete stati i primi in Friuli? Siamo stati una delle prime aziende, perché all'epoca ce n'erano pochissime di aziende che avevano Pinot Nero e difatti chi ce l'aveva gli ha detto: mio padre, tu sei pazzo, cosa vai a piantare? Pinot Nero, che è un'uva difficile, non viene bene, non ha colore, annate vengono buone, annate vengono disastri, quindi cosa vai a imbatterti in quella roba lì? Tutti lo stavano togliendo, stavano estirpando i vigneti, quei pochi che c'erano lo toglievano. E dicevano: mio papà, tu sei pazzo. Mio papà gli ha detto: ma guarda, io l'ho assaggiato in Francia, è buono e secondo me può venire bene. 1990 è la prima annata che mio padre ha prodotto e imbottigliato di Pinot Nero, quindi abbiamo ancora qualche bottiglia appunto a casa. 1990, Gallo Silvano, ci sono le bottiglie di Pinot Nero. 90 è stata un'annata da ricordare, una delle migliori annate qua in Friuli anche a livello italiano, quindi un'annata importante, un ottimo Pinot Nero. Poi negli anni, ascoltando i pareri di vari amici enologi, chi gli consigliava: guarda che devi lavorarlo così, lavorano in questa maniera, perché appunto non lo conoscevi, sono state grandi annate e grandi delusioni, perché appunto non avevi l'esperienza, non conoscevi la varietà e dovevi provare. Però sbagliando si impara, quindi ogni anno facevi memoria
di quello che andava bene e quello che non andava bene. Nel 92 appunto è entrato anche mio fratello, quindi ho iniziato in due a cercare di capire cosa si doveva fare per migliorare, cosa andava bene fatto nel vigneto, cosa andava bene fatto in cantina, come lavorarlo e tutto, fino al 97 che poi è stata un'altra grande annata. Io sono entrato in cantina, in azienda appunto ufficialmente nel 2002, ma già con l'idea di mio papà appunto lui aveva questo sogno, aveva a cuore questa varietà e io e mio fratello anche abbiamo preso a cuore questa varietà. Siamo cresciuti su tutti gli altri, anche i Merlot, i Cabernet, i Pinot Grigi, i Sauvignon, Chardonnay, il Friulano, sono sempre stati curati e lavorati tutti alla stessa maniera, ma un occhio di riguardo ce l'ha avuto il Pinot Nero, perché appunto era un vino sul quale puntavamo e credevamo molto sulla potenzialità e sulla qualità di questi vini. Finalmente, diciamo, inizio anni 2000, conoscendo diversi produttori francesi, quindi avendo la possibilità di assaggiare tanti Pinot Nero di Borgogna, perché comunque noi abbiamo sempre fatto riferimento al Pinot Nero di Borgogna, non all'Alto Adige, perché ci sono climi ed escursioni diverse, terreni diversi, quindi l'Alto Adige rispetto al Friuli ti dà una nota più fresca, più fruttata e alle volte hai delle strutture inferiori ai Pinot Neri friulani. Il Pinot Nero friulano invece è più caldo, più corposo e meno profumi rispetto a un Pinot Nero altoatesino, quindi non abbiamo mai fatto riferimento a loro, ma anche per questioni di parallelo, lo stesso parallelo da Borgogna, il 46esimo, è lo stesso che attraversa il Friuli, quindi facendo riferimento anche a questo abbiamo detto siamo sullo stesso parallelo e quindi è giusto anche prendere come riferimento la Borgogna. Quindi siamo sempre prefissati l'idea del Pinot Nero di Borgogna. Assaggiando appunto tanti Pinot Nero di Borgogna e potendo rubare un po' di nozioni dei francesi, perché come ben sai i produttori francesi sono molto resti a svelare i suoi segreti, a dire come fare tutto. Sì. Non sono super quindi aperti. Devi essere attento tu a cosa ti dicono, perché certe volte possono dirti qualche cavolata, però nel mezzo ci sono anche cose interessanti alle quali devi fare attenzione. E quindi rubando con gli occhi e con le orecchie tutto quello che si poteva, cercavi di vedere come era lavorato il vigneto, come era lavorata l'uva in cantina, l'affinamento, il tipo di legni anche che venivano usati in cantina, quindi tante piccole particolarità che alla fine le unisci e ti danno un grande risultato. Quindi Pinot Nero devi stare veramente molto molto attento. E noi vedevamo, assaggiando, comparando il nostro Pinot Nero agli altri Pinot Neri, vedevamo che era un grandissimo rosso, perché il Pinot Nero volendo ti dà anche un vino da 16 gradi, quindi belli, caldi, potenti, alcolici, era troppo tannico, anche troppo scuro come colore, perché andavi a estrarre tanto colore, tanta struttura, ma anche tannicità e tutto, non avevi l'eleganza che hanno i Pinot Neri di Borgogna. Quindi dici, c'è qualcosa che non va, sto sbagliando qualcosa nella lavorazione, perché sto facendo un gran vino rosso, ma non un Pinot Nero, manca l'eleganza e la finezza. Lì appunto provando, assaggiando, vedendo anche la gestione dei vigneti e tutto, abbiamo detto dobbiamo cambiare la lavorazione dei vigneti, perché il Pinot Nero noi lo lavoravamo come un'uva rossa, quindi dici è una bacca rossa, il Merlot, il Cabernet lo faccio così, il Pinot Nero lo faccio nella stessa maniera. E quello lì è stato il primo step che abbiamo dovuto passare, perché abbiamo detto sì un'uva rossa, ma per eleganza e finezza devi trattarlo come un bianco. Devi trattarlo come un bianco, perché ricordiamoci sempre il Pinot Nero è sì un rosso, ma eleganza e finezza sono il bianco. Difatti anche il motto della nostra rete di impresa del Pinot Nero FVG è un bianco vestito di più rosso. Bianco tra i rossi. Il più bianco tra i rossi. Difatti eleganza e finezza. Quindi abbiamo detto dobbiamo iniziare a gestire i vigneti non più per produrre un'uva rossa, ma per
produrre un'uva bacca bianca. Cosa cambia in quello? Gli abbiamo lasciato una maggior produzione, si può dire, cosa di pochi grappoli, quindi parli di 2-3 grappoli in più a pianta rispetto a quelli che lasciavamo prima, defoliazioni magari un po' più ridotte, quindi non togliere tanta foglia, ma gestirla un po' di più ombra, e poi gestirla in base anche all'annata, e molta accortezza appunto sull'epoca di raccolta, perché dove su un rosso magari spingi molto di più sulla maturazione, vai non a cercare magari l'appassimento, ma quel qualcosina in più della a livello di maturità. Sul Pinot Nero, quando lo vedi che è buono da raccogliere, che è maturo, devi raccoglierlo, perché se tu aspetti, vai in là, vai in surmaturazione, ma questione di un paio di giorni, quindi neanche di settimane, dici 2-3 giorni, Pinot Nero è molto delicato, ti cambia, e quindi andando in surmaturazione bruci subito tutti i profumi, quindi tutta l'eleganza, aumenta l'alcol, perché è un vino che va su subito, che produce come gradazione, va su subito, e lì appunto perdi eleganza, perché poi andando a fare macerazioni anche lunghe vai a estrarre tanto tannino, e quindi ti dà un vino molto più duro, molto più tannico, è un vino, si può dire, scontroso, non è più un Pinot Nero. Capisco. È un rosso, ma non un buon Pinot Nero, quindi ho dovuto cambiare quello, quindi cambiato anche la gestione delle macerazioni, lì comunque viene sempre valutata in base all'andamento climatico, all'annata, allo spessore della buccia, quello che può darti, quindi non è che uno standard che dici lo metto lì, lo abbandono per un mese. Sono annate che lo lasci 10 giorni, annate che lo lasci anche un mese, però deve essere tutto valutato in base all'andamento climatico, lo spessore della buccia, il potere estrattivo anche che c'è nel vino, quindi nel mosto. Sono tutti fattori che devi gestire giorno per giorno e valutare molto bene, in maniera da avere un prodotto bello di qualità. Quindi questa è stata la sfida di mio papà, una sfida che abbiamo intrapreso anche io e mio fratello, e possiamo dire che siamo una delle aziende storiche del Pinot Nero in Friuli. Vero. Adesso tantissime aziende hanno puntato su questo vino, negli ultimi anni sono stati piantati tantissimi ettari di Pinot Nero anche in Friuli, e questa per noi è una piccola vittoria, perché dici prima un po' magari ti deridevano, ti dicevano sei pazzo, cosa vuoi piantare Pinot Nero in Friuli che non viene. La stessa critica ai giornalisti quando parlavi di Pinot Nero in Friuli era un'eresia. Pinot Nero in Friuli non stiamo neanche a parlarci, perché il Pinot Nero in Italia hai oltre a Pavese e Alto Adige, guai a parlare di Friuli. Finito, esatto. Adesso invece anche la stampa, tutta la critica sta iniziando a ricredersi, perché se tu dai un prodotto di qualità e lo fai conoscere, anche il Friuli, avendo una gran potenzialità sui bianchi, e ricordiamo appunto che il Pinot Nero è un bianco travestito da rosso, lavorando bene deve dare la sua importanza, la sua qualità, e quindi avere anche i giusti riconoscimenti, anche dal punto di vista della critica. Ma il tuo papà, perché è stato lui che era innamorato con Pinot Nero, lui ha mai raccontato forse un momento, un motivo particolare che lui è innamorato con questo, questo vitigno? C'era un momento, quando acceso le luci, quando hai visto la faccia di Dio, che hai detto Pinot Nero è per me? Guarda, mio papà ha piantato il primo vigneto nell'85, è stata questa sfida perché si è innamorato del vino in Borgogna. In Borgogna. Lì l'ha bevuto, gli è piaciuto, ha detto questo qua è un vino sul quale devo puntare, una sfida che si è lanciato da solo. Quando poi ha visto le prime produzioni, il grappolino piccolo, questa buccia un po' più sottile, più chiara rispetto a un Merlot o un Cabernet, ha avuto un flash di memoria di quando lui era bambino. E in un vecchio vigneto di Cabernet lui si ricorda che c'erano queste 3 viti che facevano grappolini piccolissimi, maturavano già alla fine di luglio, inizio agosto, dove all'epoca vendemmiavi a fine settembre, ottobre, quando l'azienda appunto la gestiva mio nonno, e lui, chiedendo a mio nonno, gli ha detto
che uva è questa? Che matura sempre? Ah, è un'uva francese precoce che matura presto. Quindi Forse nella sua mente c'era già Esatto. quando lui ha visto i grappolini delle prime piante appunto che producevano, ha detto guarda che mi ricordano l'uva che avevamo dietro casa, i 3 filari, c'erano 3 piante, Esatto. e mio papà mi diceva appunto è un'uva precoce francese che fa un vino rosso di poco colore. Sì, con tutte le cose nei vivai a quella volta lì, Esatto, secondo me era facile. Arrivava qualche pianta, per sbaglio cadeva dentro una marza, Ecco. e ti ritrovavi 3-4 piante diverse nel vigneto. E quindi lui ha avuto questo flash, appunto da bambino si ricordava di queste 3 piante diverse, e da lì ha detto sta a vedere che quello era il Pinot Nero, perché appunto ce l'aveva sempre impresso nella mente. Ha detto un'uva precoce francese, il Pinot Nero d'altronde adesso un po' il cambiamento climatico ti ha portato a anticipare le vendemmie, quindi dopo Ferragosto, fine agosto, primi di settembre si è già col Pinot Nero portato a casa, si può dirlo, si già che lo raccogli. Quindi anche quest'anno, che 2023, anche che quest'anno, è stato 2023, siamo partiti con la vendemmia l'8 di settembre, quindi un po' più tardi. Allora, tardi rispetto alle altre annate, però possiamo dire che siamo ritornati alla normalità, perché fino a 15-20 anni fa era normale vendemmiare verso il 10 di settembre. Adesso ormai speri di non arrivare a Ferragosto per riuscire a fare 2 giorni di ferie. Devono spostare Ferragosto adesso. Sì. Adesso ormai fine agosto, l'anno scorso avevamo iniziato qualche giorno prima, proprio era verso il 5-6 di settembre, quest'anno abbiamo iniziato l'8, le annate precedenti abbiamo iniziato il 20, il 26, il 28 di agosto, e tante volte appunto il primo vino, la prima uva che raccogli dopo, è proprio il Pinot Nero, perché è una varietà precoce, che tanti quando parli dici sì, ho già raccolto il Pinot Nero, ti dicono come il Pinot Nero che è un rosso? Sì, è un rosso, ma fa parte dei Pinot, e quindi hai Pinot grigio, Pinot Nero, Pinot bianco, e il Pinot Nero è il capostipite della famiglia del Pinot, perché sia il grigio che il bianco derivano da una mutazione del Pinot Nero. Quindi il Pinot Nero è il capostipite dei Pinot. Quindi un vino molto importante, molto elegante, sia da vino rosso che da bollicina. Difatti, se pensiamo, tutti gli champagne importanti, le bollicine importanti delle riserve, se non sono al 100%, ma una buona percentuale, anche il 70-80%, tante volte è Pinot Nero. Quindi è un vino importante sia per una bollicina importante che per un vino rosso importante. Fate anche bollicine con Pinot Nero? Quello col Pinot Nero no, perché allora è stata una scelta aziendale di continuare sulla nostra linea produttiva, quindi bianchi e rossi fermi, perché negli ultimi anni con la moda delle bollicine, volendo hai lo Chardonnay, hai il Pinot Nero, puoi fare quello che vuoi. Però abbiamo detto ci piace continuare a dare al cliente quello che abbiamo sempre fatto, l'abbiamo sempre fatto bene e saputo gestire, e anche darti sempre il massimo della qualità. Per fare una bella bollicina, se io dovessi farla, dovresti fare un bel metodo classico, e ci vuole spazio, perché appunto la bottiglia deve rimanere lì, e quindi fino a 3 anni fa gli spazi non ce li avevo per le bottiglie, e quindi non le avevo neanche per la bollicina. Dovrei modificare le produzioni anche del vigneto, quindi cambiare il tipo di lavorazione per preparare le uve alla spumantizzazione e tutto quanto, ma sul Pinot Nero dovrei cambiare i cloni di produzione, perché il Pinot Nero per fare vino rosso è una tipologia di Pinot Nero. Questo non sapevo. Per lo spumante sono cloni completamente diversi, perché sui Pinot Neri da vino rosso da invecchiamento sono meno produttivi, hai grappoli più piccoli e più colorati, ti danno anche maggior potenziale alcol. Il Pinot Nero da spumante è un Pinot Nero molto più produttivo, sono grappoli molto più grandi, molto più compatti, bucce con meno colore e gradazioni anche più basse. Quindi sono 2 vini proprio distinti.
Ma il Pinot Nero per voi è proprio il vostro vino di punta adesso? O... Il Pinot Nero, quello sì, quello è il nostro cavallo di battaglia. Okay. Il vino ormai è diventato il riferimento per la nostra azienda. Certo. E qui appunto ci fa compagnia il 2020. Infatti volevo chiedere, perché questo è un po' di un new entry, no? Questo è il trentennale. Trentennale? 30 anni di imbottigliamento, appunto, perché mio papà la prima 90. bottiglia è stata la 90 e l'anno scorso, diciamo, con il Pinot Nero White Label, quindi la nostra linea classica, il Pinot Nero più giovane, abbiamo fatto un'etichetta commemorativa appunto per i 30 anni, perché appunto è un traguardo molto importante per la nostra cantina, raggiungere 30 anni dove c'è stato un incremento molto importante della qualità e anche a livello di numeri è diventato un vino molto importante per la nostra azienda, dove fino a 10 anni fa quasi la totalità delle bottiglie veniva venduto negli Stati Uniti. Ora invece tutto il mondo è il fattore più importante, anche l'Italia in questi ultimi anni si sta ricredendo sui Pinot Neri e di fatti lo notiamo anche dal punto di vista commerciale, anche l'Italia sta lavorando tantissimo con il nostro Pinot Nero e ci sembrava giusto appunto in un'annata importante come la 2020, quindi qualitativamente molto buona, un'eccellente annata, avere proprio la 30ª vendemmia, quindi è caduta a pennello perché cade con la costruzione della nuova cantina, il cambio appunto degli spazi della lavorazione anche delle uve, quindi un miglioramento qualitativo e appunto la creazione anche di questo vino per il trentennale che è molto molto importante. In questo caso invece abbiamo un'anteprima assoluta perché nelle migliori annate dal vigneto più vecchio, appunto il vigneto che aveva piantato, il primo vigneto che aveva piantato mio papà, nasce la riserva, il nostro Maurus Pinot Nero. Ok, Maurus si chiama. Sì, Maurus, quello lì è il nome, il toponimo della zona in cui è presente questo vigneto. Solo nelle migliori annate viene prodotta questa riserva. È una selezione dei migliori grappoli del vigneto, lavorata a parte, in una piccola parte in criomacerazione, con presenza di raspi al suo interno, quindi per dare una maggior complessità, una maggior struttura anche al vino, una lunga macerazione, qua si arriva tranquillamente a 20-25 giorni sulle bucce, è un affinamento poi in legno con diversi tipi di legno, comunque sempre rovere francese, sono tutte barrique francesi, diverse tostature, diverse case, ormai è un blend che negli anni ormai l'esperienza ti ha portato, sai che devi utilizzare quei tipi di legno per avere un determinato tipo di vino, di blend che produciamo e per avere una bella eleganza tutto quanto. Questo Wayne è un vino che lo assaggiamo in anteprima assoluta perché è un vino che in bottiglia ha passato 24 mesi di affinamento in legno, 100% nuovo. Wow. E poi è in bottiglia dallo scorso dicembre, quindi è stato imbottigliato a dicembre 2022 ed è un vino che verrà presentato ufficialmente al pubblico appena il prossimo Vinitaly e dovrebbe uscire in commercio appena a maggio. Quindi è un vino che lo stai assaggiando, sei uno dei primi sono estranei della cantina ad assaggiare questo prodotto. E mi ha anche portato un regalo di un bottiglia, allora grazie tantissimo, però devo dire che è favoloso questo vino, a me piace tantissimo, anche si può sentire che ha bisogno di un po' di tempo secondo me, non è che non è pronto, è prontissimo, si può bere, però voglio vedere cosa succede con questo vino con un po' più di tempo. Struttura bellissima, questi tannini molto vellutati, molto molto bello, però una concentrazione, un'intensità molto molto bello, insieme con questa bella eleganza che è proprio il tipico per Pinot Nero. Complimenti, molto bello, grazie per fai vedere un bel colore anche violaceo, questa nota un violaceo comunque scarico se dobbiamo confrontarlo rispetto a un Merlot o un Cabernet che è tipico della varietà del Pinot Nero, però è bello brillante e appunto un bel naso, una bella eleganza, una bella finezza, pulito. Sì,
Il naso è proprio... Il legno non sovrasta i profumi, che quello è fondamentale, perché appunto dico negli anni sono anche barrique che sono state scartate perché dici tante volte sono troppo anche aromatiche o troppo profumate per il Pinot Nero, quindi non vengono messe dentro una selezione, vengono tagliate fuori dalla riserva, quindi c'è una cura particolare su questo vino. Non sono tantissime bottiglie, si parla di 2500-3000 bottiglie all'anno, quindi numeri molto piccoli, però curati al massimo nella qualità. Questo è un vino, ti dico, un 2020, 2 anni di affinamento in legno, quasi un anno che è in bottiglia, uscirà appena fra altri 7-8 mesi, quindi sono quasi un anno e mezzo, 18 mesi di bottiglia, puoi dire a fine l'affinamento che fa, ed è un vino che è sì pronto, è buono, bello, dolce, elegante, un bel tannino morbido, vellutato, lo bevi molto volentieri, però un vino ancora molto giovane, quindi anche la bottiglia che ti ho dato a te, io ti consiglio di sarà messo... metterla nel dimenticatoio nella cantina di casa e tenerla lì e aprirla fra qualche anno, perché vedo già sulla nostra white label, si può dire, sul nostro Pinot Nero classico, quello che esce giovane, sempre lavorato per produrre un vino di alta qualità, è un vino che viene lavorato, preparato anche per uscire prima, perché appunto devi vedere anche il punto di vista commerciale. Ho dovuto anticipare negli anni le vendite, non riuscivo più a gestire il magazzino, a tenerlo fermo lì, perché appunto avevo tanta richiesta e dovevo uscire. Allora da lì è nata l'idea di fare 2 Pinot Neri, appunto fare la riserva nelle migliori annate, dove dai un Pinot Nero potente, elegante come questo, un signor Pinot Nero, diciamo. Giusto. L'altro comunque, anche se è più giovane, più fresco, è sempre un Pinot Nero di alta qualità, che lo assaggi in questo momento, è molto buono, ha una bella bevibilità, un bel naso, un vino da bicchiere, da mettere a abbinarlo a qualche piatto anche senza problemi, però un vino che se dimentichi qualche bottiglia in cantina, tranquillamente dopo 10, 15, anche 20 anni ti dà grandissime soddisfazioni. Guarda, proprio la scorsa settimana avevo dei clienti in visita e abbiamo avuto modo di degustare 3 annate dei nostri vecchi Pinot Neri. Abbiamo aperto un 2007, un 2008 per comparare appunto 2 annate calde ma completamente diverse, ed erano ancora degli ottimi Pinot Neri, completamente diversi come erano all'epoca l'uno dall'altro, 2 caratteristiche proprio diverse l'uno dall'altro. Il 2007 più potente, più tannico anche, più corposo. Il 2008, anche se annata calda, con rese più basse della 2007, era molto più elegante e molto più fine. E infine abbiamo aperto anche un 2012, e quello proprio tutti hanno detto buoni il 7 e l'8, ma il 2012 era strepitoso. 2012 è il secondo anno in cui abbiamo fatto anche la riserva, perché la prima riserva nasce nel 2011 e il 2012 è il secondo anno di produzione della riserva. E quello lì era il Pinot Nero base, si può dire, la nostra white label, ed è stato un gran bel successo, perché anche clienti storici che ormai ti conoscono, sono clienti fidelizzati sul Pinot Nero e tutto, quando li fai assaggiare prodotti vecchi, che quindi io posso raccontarti, lo tieni lì qualche anno, migliore e tutto, anche loro si sono ricreduti, perché hanno detto lavoriamo molto bene col tuo Pinot Nero, ma assaggiare direttamente, apri la bottiglia e te lo metti lì, mi hanno detto è eccezionale. Infatti, allora ci vuole un po' di tempo. Sì, Pinot Nero sì, è buono da giovane, ma è poter abbandonare 1 o 2 bottiglie, lasciarle lì, aspettare 5, 6, 7, 10 anni, merita. No problem. Quello sì. E anche ti dico, anche annate vediamo difficili, se riesco a veramente nascondere questa sì, ma proprio in un posto dove non devo neanche guardare, perché ogni tanto viene fuori la voglia di bere un vino elegante e profumato come questo. Voi fai anche parte di un gruppo di produttori di Pinot Nero, sì, allora, che è un incentivo abbastanza importante. Sì, diversi anni fa è nata la rete d'impresa del Pinot Nero Friuli Venezia Giulia.
Mio fratello è il presidente di questa rete di impresa. Siamo 5 aziende che facciamo parte. Siamo noi, Castello di Spessa, Ierman, Rino Russolo e Antico Borgo dei Colli. Quindi si può dire un'azienda per DOC. Ok. Qualche anno fa è entrato a far parte anche Adriana Antonutti e Piero Gori, quindi altre 2 aziende sempre della parte dei Colli Orientali. Non vogliamo creare nessun altro consorzio, tutto. La rete nasce per far conoscere all'inizio soprattutto sul mercato italiano e poi piano piano anche all'estero il Pinot Nero del Friuli Venezia Giulia, perché siamo 5 realtà, si può dire, di quelle che hanno creduto prima in questa varietà. Siamo le aziende storiche, si può dire, del Pinot Nero, che hanno creduto su questa varietà, sulla qualità. 5 Pinot Neri completamente diversi, perché ogni zona ha la sua caratteristica e giustamente ogni azienda ha la sua personalità e la sua tipologia di Pinot Nero. C'è un minimo comune denominatore perché appunto profumi, aromi del Pinot Nero basilari sono quelli. Non si nasconde. Non si nasconde, esattamente. Poi la mano di ogni produttore giustamente la si sente nella produzione dei vini. Con questo noi cerchiamo appunto, commercialmente parlando e anche dal punto di vista promozionale, di far conoscere il Pinot Nero friulano nel nostro territorio italiano, e negli ultimi anni ci stiamo riuscendo molto bene sia tra il nord che il sud Italia. E questa è una cosa molto importante perché appunto ha fatto parlare la critica, la stampa, e quindi abbiamo fatto ricredere tanti che ci davano per spacciati già dall'inizio. È un bel caso anche di studio fra noi aziende, perché appunto collabori. Da 5-6 anni abbiamo iniziato a collaborare anche con l'Università di Udine per il miglioramento qualitativo delle uve del Pinot Nero. Quindi tanti ragazzi, tanti studenti dell'Università di Udine stanno facendo tesi di laurea su varie lavorazioni di vigneto, di cantina, lo studio delle uve del Pinot Nero, delle diverse aziende, quindi delle diverse aree produttive del Friuli. E questo per noi è una cosa molto importante perché come azienda dà modo all'università e ai futuri enologi anche di poter imparare, di appassionarsi a questa varietà. Loro, con il loro studio, ti fanno tutte le analisi anche delle piante, dei vini, tecniche di produzione, tecniche di allevamento, che sono nozioni importanti per loro, che imparano, certo, ma anche dati per voi. Molto importanti anche per noi, certo. Perché sai riconoscere lo stesso clone messo su terreni diversi, che caratteristica ti dà, come puoi migliorare la qualità di quel vigneto lì, che magari tante volte il mio vigneto, abbiamo lo stesso clone, anche le altre aziende hanno lo stesso clone di Pinot Nero, però ha risultati completamente diversi. Quindi ognuno sa come comportarsi nel proprio territorio e come gestire l'allevamento e la produzione dell'uva per avere un prodotto di alta qualità. Quindi è una collaborazione molto importante per noi, che continuerà negli anni. I professori che seguono tutte queste prove sono persone molto valide, molto preparate, quindi anche per noi produttori è una collaborazione molto importante, sì. Perché appunto ti permette di migliorare nel tuo, a casa tua, ma anche a livello di gruppo abbiamo visto negli anni un aumento complessivo della qualità. Perché magari tante volte qualche Pinot Nero peccava e adesso invece vedi che la base qualitativa c'è su tutti. Poi ogni zona e ogni produttore senti appunto la diversità della propria zona DOC, dei suoi terreni, dei suoi territori, del suo clima e appunto la mano personale del produttore. Delle 3 tipi di suoli che hai parlato prima, allora quello feroso, quello medio e quello più gaioso, dove viene meglio il Pinot Nero? Allora, noi la parte maggiore
del Pinot Noir abbiamo sulla fascia centrale del paese, appunto su quello Ferroso. ricco in ferro, sì, Okay. perché comunque abbiamo sempre intrapreso come un vino rosso e quindi piantato su terreni ricchi di ferro, perché è un microelemento molto importante per l'uva bacca rossa. Ma abbiamo visto la fascia centrale del paese è proprio quella più importante, dove ti dà la maggior qualità sia sui vini bianchi che sui vini rossi. Dopodiché comunque una piccola parte ce l'ho anche su argille non troppo pesanti, quindi sulla fascia proprio di scambio dei terreni, dove passi dalla ghiaia all'argilla, e c'è la via di mezzo, e quindi abbiamo anche il Pinot Nero, e comunque qualche vigneto anche sul terreno ghiaioso. Lì devi stare attento ai periodi di maturazione, perché sono diversi. Essendo un terreno più caldo devi anticipare un po' la raccolta, la lavorazione del vigneto e tutto, quindi lì deve essere la bravura anche del produttore a saper gestire il suo vigneto, però ottieni un bel prodotto su tutti e tre. E poi appunto, come si faceva prima l'esempio del Sauvignon, quando vai a fare il blend finale ti dà un ottimo risultato. Allora. Anche lì ti dico, il Pinot Nero, il vino rosso dove abbiamo la maggior selezione clonale, abbiamo 12 diversi tipi di Pinot Neri. Si parte da una piccola parte di cloni friulani alla maggior parte di cloni francesi. Tutti ti danno dati diversi, e l'università proprio aveva fatto gli studi dei vari cloni. Era 2 o 3 anni fa, un ragazzo ha fatto la tesi di laurea proprio sulle curve di maturazione di tutti i 12 cloni di tutti i vigneti di Pinot Nero. Quindi questo ragazzo ha fatto un lavoro strepitoso, veramente molto bravo, ed è una bella cosa, perché vedi le curve di maturazione di diversi terreni, che quindi già la composizione del terreno ti ritarda anche le maturazioni e valori diversi. Sulla stessa varietà hai 3-4 maturazioni diverse, quindi cose fondamentali. Adesso al momento abbiamo 12 cloni in produzione. Il prossimo anno verrà piantato un nuovo vigneto di Pinot Nero, pianteremo un altro ettaro di Pinot Nero proprio adesso nel 2024, e lì verranno messi a dimora altri 4 cloni, quindi aumenteremo ancora la gamma. Arriva a 16 cloni. Arriviamo a 16 cloni diversi di Pinot Nero. Bello. E lì appunto, anche parlando con i vivai, parli anche con loro, vedi su Pinot Neri di qualità, le caratteristiche che ti danno, già loro ti indirizzano su cosa piantare e tutto, e quindi anche lì vai a fare una bella discussione con loro, valutare insieme sul terreno, che caratteristica di terreno, l'analisi del terreno, valutare il tutto, e decidi appunto cosa andare a provare. Quindi abbiamo detto, piantiamo altri 4 cloni, che ci hanno garantito che sono cloni di qualità ancora superiore rispetto a quelli che abbiamo, quindi fra qualche anno vedremo i risultati anche di questo vigneto, se sarà vero quello che ci hanno detto. Al momento non ci hanno mai tradito. Bene. Quindi vedremo le novità nei prossimi anni. Non vedo l'ora. Noi abbiamo una serata da fare, allora secondo me dobbiamo chiudere qui. Grazie tantissimo Marco per passare un po' di tempo qua con me. Grazie per questo bellissimo vino, l'assaggio è veramente veramente speciale. Questo è Maurus Pinot Nero, molto molto bello. Non vedo l'ora di fare la serata di Pinot Nero contro Schioppettino. Vediamo, secondo me sarà una bella serata. Interessante. Grazie tantissimo. Grazie a te. Ciao. Buona serata. Ciao a voi.